La seconda tappa del Giro del Veneto degli Juniores si ritrova per la partenza ad est. Siamo ai piedi dei Colli Euganei per una frazione che condurrà la carovana capitanata dalla SC Padovani sino al cuore di Vicenza. Infatti il traguardo sarà posto dopo 113 km nel centralissimo Viale Roma. Dopo la cronometra squadra iniziale che ha premiato la Work Service, che è sfrecciata ad oltre 50 km orari lungo i 6100 metri che avevano partenza ed arrivo da Prato della Valle, ci saranno ora da affrontare i Colli Euganei e poi i Colli Berici. Primo Gran Premio della montagna posto a Teolo, quindi si andrà ad affrontare i saliscendi che collegano Barbarano, Mossano e Villaga. Una tappa non impossibile dal punto di vista altimetrico, che però si accende subito con una bagarre incredibile. Dagli scatti che si susseguono nei primissimi chilometri di gara evade un drappello di ben 22 unità. Un gruppo che riesce a fare la differenza distanziando tutto il resto della corsa e che prosegue tutto sommato di comune accordo. All'interno di questo drappello di attaccanti sono presenti la maglia rossa polo della leader della classifica generale, vale a dire Edoardo Cipollini, e poi la maglia verde della classifica dei giovani indossata da Jacopo Sasso, e quindi la maglia beige della Cherry Bank, quella che va a contraddistinguere il miglior scalatore in gara, indossata da David Zanutta del team Tiepolo Udine. Con le nostre immagini siamo al passaggio al Gran Premio della montagna di Barbarano, con il drappello dei fuggitivi che si allunga ma non si spezza. Si torna in pianura, ci si dirige verso Vicenza e i battistrada continuano a pedalare di comune accordo. Ormai il gruppo è naufragato ad oltre 3 minuti e quindi la lotta per il successo di tappa è ormai ristretta a questi 22 coraggiosi di giornata. Ma attenzione, perché tra questi corridori ci sono alcuni dei favoriti della vigilia e dei più attesi. Mentre arriva il rifornimento per Jacopo Sasso, vi segnaliamo i nomi di Mattia Negrente della Sali Stefen, quindi quello di Samuele Privitera del team Giorgi, Filippo Turconi della Bustese, Michele Bicelli dell'Aspiratorio Telli e ancora Andrea Montaniere e Renato Favero della Borgo Molino Vigna Fiorita. Sono questi solo alcuni dei componenti del drappello dei 22 attaccanti che, dopo una autentica girandola di scatti, si ritrovano nuovamente compatti all'ultimo chilometro. In testa a questo gruppetto si pongono gli atleti della Work Service. Come detto, erano ben 4 i portacolori di Patron Massimo Levorato presenti in questa azione, e quindi saranno loro a pilotare le operazioni in vista di un arrivo a ranghi ristretti, sì, ma comunque allo sprint. Si scende verso Campo Marzio, siamo già nel cuore di Vicenza, la città del Palladio che ha aperto le proprie braccia per accogliere il Giro del Veneto Juniores, con l'epilogo di questa spettacolare seconda tappa. Vedete, la velocità è ormai altissima, il lavoro dei portacolori della Work Service è encomiabile, si viaggia ormai sul filo dei 60 km orari, siamo in vista dell'ultima curva e poi ci si metterà sul rettifilo d'arrivo. A Viale Roma c'è il pubblico delle grandi occasioni per accogliere questo sprint che andrà ad assegnare, oltre che la vittoria di tappa, anche dei secondi di abbuona. Ad avere la meglio nettamente è Edoardo Cipollini, il leader della classifica generale. Il portacolori della Work Service dunque fa doppietta e dopo il successo ottenuto nella cronometra squadre d'apertura si ripete anche sul traguardo di Vicenza, andando a cogliere così il suo primo successo stagionale personale e soprattutto andando a confermare la leadership in classifica generale. Una volata da rivedere al rallenti, quella di Edoardo Cipollini, nipote d'arte. E ora andiamo con le classifiche di giornata, con l'ordine d'arrivo che vede Edoardo Cipollini precedere Alessandro Cattani e Andrea Montaniere. In classifica generale rimane Edoardo Cipollini al comando, ma guadagna 10 secondi di abbuono, quindi le maglie con i titolari e la Work Service che se ne aggiudica ben 4 su 5. E poi il momento delle premiazioni conclusive, ospite di giornata anche Filippo Pozzato, ed è brindisi sul podio per Edoardo Cipollini e per i migliori 3 classificati.
Domani il Giro del Veneto riservato agli juniores ripartirà da Abano Terme per raggiungere San Vendemiano. Finale pirotecnico disegnato sulle colline del Prosecco di OCG con il muro del Cadelpoggio che sarà l'ultimo trampolino in vista del traguardo. Edoardo Cipollini, 2 su 2, questa volta hai volata. Sì, ieri abbiamo vinto la cronosquadra facendo una prova strepitosa. Oggi è stata una gara molto impegnativa, oltre dal punto di vista delle gambe ma anche dal punto di vista mentale, perché abbiamo passato sui 90 km in fuga, quindi è stata molto impegnativa. Poi vi erano diverse salite e a 5 km ero andato via con Favero, Privitera e qualche altro corridore e avevamo preso un po' di margine, ma a circa 2 km ci hanno ripreso i miei compagni, eravamo in 3 mi sembra. Si sono messi davanti e mi hanno tirato una volata che non potevo che vincere, perché è ripagarli di tutto il lavoro fatto e li ringrazio moltissimo.